Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti a Sant'Orso. Quest'oggi da Sant'Orso partiamo per fare il sentiero dei Girolimini e cercheremo di arrivare sul Summano. Questa è un'escursione abbastanza classica per noi vicentini, il dislivello è parecchio, però sono sicuro che ci sarà molto da dire, molto da raccontare e come sempre ci divertiamo insieme. Partiamo e si parte direttamente da dietro il santuario di Sant'Orso. Io ho lasciato la macchina giù in Piazza della Libertà e quindi si incomincia così. Molto bene. Allora, partiti da dietro il santuario, si arriva attraverso la strada della Via Crucis a trovare questa indicazione, il sentiero 457, che ci porterà in cima a Summano. Prima però arriveremo a Praminore. Ogni volta che io vedo questo cartello mi vengono le voglie, quindi siate bravi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, che magari prima o poi qualche avventura importante la si farà. Eccoci giunti a Praminore, 780 metri. Noi dobbiamo arrivare proprio lassù, dove non so se riuscite a scorgere la croce, comunque quello è il nostro punto di arrivo. Giù potete vedere Schio, qui sotto è Sant'Orso da dove siamo partiti. Come vi dicevo, il Summano è carico anche di storia e di leggenda, e già il paese di Sant'Orso da dove siamo partiti ne porta in sé una di interessante. Sant'Orso si chiama proprio così perché si dice che lì sia morto Sant'Orso, appunto. Come vi ho fatto vedere all'inizio c'è anche un'indicazione che segna proprio dove è mancato. Le sue spoglie si trovano nel santuario da cui siamo partiti e appunto Sant'Orso si chiama proprio per il nome del santo. Ma la storia di Sant'Orso è una storia interessante. Orso era un ragazzo francese. Allora ve la racconto così come mi arriva, magari la edulcoro, magari la sbaglio, però è soltanto un invito anche per voi ad essere curiosi. Sant'Orso era un ragazzo francese e a sua madre venne predetto in sogno che il ragazzo avrebbe ucciso il padre. Una volta cresciuto, la madre non sapeva più tenere il segreto e lo raccontò al ragazzo. Il ragazzo, in preda al panico, andò all'epoca in quella che era denominata Dalmazia, si fece riconoscere per valore ed onore dalla famiglia del re, tanto che gli diede in sposa la figlia. E cosa successe? Orso aveva una vita tranquilla, serena, con la moglie, partì per una battuta di caccia. Nel frattempo le sue gesta eroiche giunsero fino alla sua casa natia in Francia. Il padre volle complimentarsi con lui ed andò dalla sua nuova famiglia per congratularsi. Successe che
durante questa battuta di caccia, ciao, il sentiero è percorso da runners, durante questa battuta di caccia, chissà per quale motivo, le venne fatta una soffiata malevola dicendo che la moglie si stava intrattenendo con uno straniero in casa. Orso tornò subito in casa, vede la moglie che di fatto era in compagnia del padre di Orso, e Orso, preso dalla rabbia e dalla foga, uccise quell'uomo. Quindi si realizzò la previsione che fece sua madre, e preso dallo sconforto, dalla disperazione, Orso abbandonò tutto, corse verso Roma per farsi benedire dal Papa e per avere la soluzione dal peccato, il più grave dei peccati. Andò a Roma e il Papa gli disse che avrebbe dovuto camminare a testa bassa fino a raggiungere un monte chiamato Summano e lì erigere una chiesa dedicata alla Madonna del Suman. Orso partì, andò a piedi a Gerusalemme, andò a piedi a fare il cammino di Santiago, finché a un certo punto, arrivando nei pressi di questo paese, qui sotto appunto da dove sono partito, sentì due contadini dire il Suman. Orso lì si rese conto che era proprio quello il paese dove erigere quella chiesa. Orso morì proprio qui, e questa è un po' la leggenda. Ve l'ho raccontata col fiatone perché la salita è stata proprio questa e si va su di qua. Però il Monte Summano non è legato solo alla figura di Sant'Orso, anzi ha una storia assolutamente legata al paganesimo e al politeismo che si praticava in queste zone. Il sentiero si chiama Sentiero dei Gerolimini perché si arriva alla chiesa dei Gerolimini, e è un sentiero molto battuto dai runners, tira bene perché sono 1100 metri di dislivello. Io continuo, come vedete, sul 457 verso la cima del Summano, proprio dietro alla chiesa dei Gerolimini. Eccoci qua, adesso scendo dal Summano, dalla parte di Tretto, e sembra un giro più produttivo. Non mi piace tornare dalla stessa parte da cui sono venuto, quindi anche se la allunghiamo di un bel po', scendiamo di qua. Ciao. Nel frattempo, mentre scendo, vi racconto di varie leggende inerenti al Summano. Allora, ho appena lasciato la cima, qui dietro a me vedete la croce, ma si narra e si racconta che queste zone fossero frequentate addirittura dai tempi del Neolitico. Difatti qui si sono trovate molti
reperti inerenti a quell'epoca. Sono stati però trovati molti più elementi e reperti di epoca romana, e quindi è facile pensare come in antichità le popolazioni che abitavano qui vedessero questo monte che si staglia davanti alla pianura con questa forma vulcanica tra due vallate, e dove sulla sua sommità molto spesso si concentrano anche i fenomeni climatici. Infatti un detto da noi si dice: quando il summan porta il capeo, o che fa piova o che fa beo, e fa sicuramente pensare come in epoca antica una montagna così potesse in qualche modo suggestionare e far sì che la gente potesse pensare che fosse la dimora degli dei. Tant'è che si racconta che sulla sua sommità, dove ora sorge la croce, ci fosse un tempio pagano, e qui si aprono migliaia di scenari legato a Giove, legato a Plutone, legato a Zeus. Se ne può raccontare a migliaia, insomma ci sono vari riferimenti. Ogni scrittore già d'epoca romana diceva la propria, insomma, su sto famigerato Summano. Già il nome stesso, Summus, si pensa proprio che sia derivato da questo. E niente, si dice che sulla sua sommità ci fosse un tempio con una statua con il corpo umano e la testa di capra con le corna, una statua d'oro, e molti venivano su in pellegrinaggio per onorare gli dei e per avere benevolenza. Tant'è che molti della provincia conoscono sicuramente il centro commerciale Campo Romano. Il centro commerciale Campo Romano è costruito appunto in un campo dei Romani, dove studi archeologici hanno effettivamente dichiarato questo. Comunque già il nome tiene, reca in sé T, H e N. È stata trovata una lapide ai piedi del Summano con proprio segnato THN, che secondo alcuni scrittori dell'epoca potrebbe voler dire Taurus Honor Noster. Quindi, secondo quegli scrittori, è molto probabile e plausibile che qui ci fosse un tempio con una creatura con la testa di toro. Quindi diciamo che il Monte Summano ha in sé sia la sacralità di ciò che ciò che vi ho fatto ascoltare prima, ovvero la storia di Sant'Orso, sia questa leggenda, questa mitologia pagana. Si trovano comunque anche su internet, spulciando un po', molti di questi riferimenti, ed io vi invito, se avete curiosità, a guardarli. E adesso scendo giù dalla parte di Tretto. Qui ci troviamo a Malga Summano. Se volessi tornare verso Sant'Orso, ricollegandomi con la strada che ho fatto prima, dovrei scendere giù di qua, però siccome voglio allungarla e mettere sotto le gambe un po' di chilometri, scendo ulteriormente. Ecco qui, arrivati al Colletto Grande, e adesso io scendo di qua e poi vediamo se trovo qualche taglio per il bosco, ma vediamo, sarà interessante da capire.
Ecco, vedete da dove mi sono fermato prima si possono percorrere tutte le creste per arrivare su alla Croce del Sumano. Anche quello è un percorso molto bello, molto consigliato. Adesso per tornare verso Sant'Orso da San Rocco sto seguendo il cartello della Romea Strata, quindi volenti o nolenti ce lo ritroviamo sempre, ma è un piacere capire e scoprire anche questa strada. Vediamo un po' che succede. E questa qua dovrebbe essere la strada che mi porta dritto per dritto giù a Sant'Orso. Ci vediamo giù. I chilometri oggi sono stati quasi una ventina, dislivello 1173 positivo. Niente, oggi abbiamo fatto praticamente un giro sul Sumano, abbiamo fatto il sentiero della Via Crucis, dei Gerolimini, siamo arrivati in vetta, abbiamo sentito la leggenda di Sant'Orso, la leggenda del Sumano, siamo scesi per il colletto e poi a San Rocco, sotto il colletto, abbiamo preso la Romea Strata per ritornare qui. Ditemi se anche questo video vi è piaciuto, fatemi un po' sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti, mettete i like, le solite cose belle e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!